Rieccoci a Primo Sider Palace, l'appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, e come dico sempre siamo in diretta sulla pagina Facebook, ogni volta ci autopubblicizziamo al rientro della pubblicità che gioco di parole. Avete visto il titolo, Livero Topagan, il comandante Piero Gavazzo che ci ha raccontato, io delle volte nel guardare la scaletta l'ho alternata, perché ho molte domande da farle e quindi succede anche questo, farò un po' di confusione, non ho seguito la scaletta perché l'avevo preparata punto per punto, però mi viene così. Ritorniamo a Luca Parmitano, perché lei è stato anche un istruttore di Luca Parmitano, giusto, che è l'astronauta che dovrebbe andare sulla Luna l'anno prossimo lui, no? Se non sbaglio. No, diciamo che ha buone possibilità. Dovrebbe quindi, condizionale. Sì, di essere parte di un equipaggio che lascerà l'orbita terrestre, per cui entrerà nell'orbita lunare, poi sull'andare sulla Luna o meno questo io non lo so. Però io glielo auguro a lui come lo auguro anche alla Samantha, assolutamente. Ecco, e quindi lei è istruito e ha preparato anche Luca nella sua corsa, nella sua carriera da astronauta? No, allora, Luca l'ho incontrato negli Stati Uniti quando io ero istruttore. A Houston? No, a Houston lui poi è stato assegnato come astronauta ESA in supporto alla NASA. In realtà io l'ho incontrato a Shepard quando io ero istruttore e lui stava diventando pilota militare, quel famoso anno estremamente intenso di addestramento, dove ci siamo incontrati. Non andavate d'accordo inizialmente, o sbaglio? No, non mi ricordo bene un passaggio. Quello che ha detto Luca, sì, che ci siamo un po' scontrati perché avevamo sicuramente delle personalità piuttosto importanti ambedue. Però poi Luca l'ha ringraziata perché ha detto: se sono diventato quello che sono diventato, il merito è anche di... Sì, diciamo che mi ha incontrato in un momento estremamente difficile del suo addestramento. Lui stava incontrando alcune difficoltà e come altri allievi italiani io ero riuscito ad aiutare gli altri allievi a superare quella fase delicata, e per cui lui gli hanno suggerito gli altri ragazzi di venire a chiedere a me se sarebbe mai stato possibile per me di diventare il suo istruttore. Così ho fatto. Sono stato il suo istruttore. L'ha detto lui stesso che aveva un caratteraccio, l'ha detto lui stesso. Sì, ma probabilmente l'avevamo tutti e due, siamo cambiati molto, magari io sono rimasto, lui sicuramente è cambiato tantissimo negli anni, e comunque quel momento è stato un momento importante perché sono riuscito anche lì, no, come istruttore, come addestratore, ad accompagnare e portare avanti nell'iter addestrativo una persona che al tempo era semplicemente Luca Parmitano come allievo di una classe regolare dei corsi dell'Accademia. Adesso è Luca Parmitano. Senta, comandante, un pilota come lei prende tanti soldi come stipendio? No, adesso... Non voglio sapere quanto. Quando andava sugli aerei prendeva tanti soldi? Ci continua ad andare sugli aerei. Sì, però parlo in questi. Poi no, penso che non ci sia uno stipendio così non è diventato ricco, no, assolutamente non sono diventato ricco, anzi, poi quella anche prende diventano più ricchi magari quelli che vanno sul volo a vela, tanto per fare un esempio. Il volo a vela è un'altra cosa straordinaria. Poi ne parliamo. Va bene, no, quello non lo so, magari chi fa volo a vela può essere più ricco di me. No, però questi piloti, i piloti delle Frecce Tricolori non è che abbiano grandi stipendi. Questo è un bellissimo cambio di comando. Il mio cambio di comando al nono gruppo di Grosseto, c'era l'ultimo velivolo, era l'Eurofighter, che era una new entry al gruppo, e io avevo appunto ancora il velivolo nero che era l'F-104, quello vecchio. Queste sono le immagini di quel cambio di comando veramente interessante con la mia squadra. Ecco qua, il velivolo vecchio e il velivolo nuovo. Certo, e quindi diciamo anche i ragazzi che vanno sulle Frecce Tricolori non hanno dei grandi... No, per me non hanno solamente dei grandi stipendi, tutto dipende cosa si può poi intendere per grandi stipendi o no. Comunque gli stipendi sono assolutamente normali, e anzi probabilmente alcune volte in passato è stato quello il motivo per cui tanti piloti hanno lasciato la Forza Armata. Ecco, lei, come diceva, nella sua carriera di istruttore ha anche avuto dei ragazzi che poi sono andati alle Frecce Tricolori, che ovviamente quelle sono conosciute moltissimo perché fanno tutte gli spettacoli acrobatici e tant'altro. In quella specialità lì, quanto dura la carriera di un pilota? E poi, terminata quella carriera, cosa può fare un ragazzo che termina di correre, di volare su quegli aerei lì? Nell'ambito delle Frecce Tricolori, la domanda è... Allora, per entrare alle Frecce Tricolori un pilota
passa una selezione, viene scelto dal team della pattuglia acrobatica, da tutti gli altri che ci appartengono, perché comunque il contesto di vita dove questi ragazzi stanno è un contesto dove non si possono avere conflitti, per cui il ragazzo viene valutato tanto anche per quello che è il suo carattere. Io adesso ne conosco tanti, sì, Max è il solista ed è stato anche lui mio allievo, ed è un ragazzo salvatore straordinario, ma tutto il gruppo della pattuglia acrobatica è composto da ragazzi veramente straordinari. Io ho avuto il piacere di essere invitato da loro in alcune occasioni e star con loro è veramente bellissimo. Poi vederli volare per me è ancora emozionante, e quando siamo riusciti ad andare a rivolto a incontrarli, insomma, negli ultimi anni, ho sempre avuto delle grandissime emozioni nel rivederli fare in effetti, queste cose. Con il solista, quella serata del Cenacolo, gli chiesi, ma come fate ad addestrarvi così per uscire a fare le uscite ovviamente da solista? E lui mi ha detto, beh, quello precedente, quello prima di me, mi dà le consegne e ovviamente noi andiamo già istruiti per bene cosa fare, perché non è che fanno le prove, ma sono già istruiti da quello precedente. Insomma, cioè, poi comunque sono anche istruiti da tutta la precedente esperienza in aeronautica, le selezioni, le scuole di volo, l'assegnazione al reparto, perché tutti questi sono piloti combat ready, per cui sono già stati assegnati a un reparto, su un velivolo caccia, sono diventati combat ready, magari capocopio o qualche volta anche capoformazione, e poi vengono assegnati alla pattuglia acrobatica, per cui la loro esperienza, il background è già enorme, sono piloti già riconosciuti. E chi termina la carriera poi con il punto, loro possono rimanere lì o 3 o 4 anni o poi fare tutta quanta la carriera all'interno. Dopo 3 o 4 anni ritornano al gruppo da dove provenivano, oppure un altro reparto di punta dell'aeronautica militare, sempre su un velivolo caccia. Altrimenti alcuni di loro sono destinati a rimanere dentro, a comandare la pattuglia acrobatica, per cui seguono la trafiera di essere il numero 6, per cui il leader della formazione in aria. Poi certo, ma poi mica tutti potranno fare alla fine, siccome durano poco nel volo, nel fare questi eventi, eccoli qua. Poi c'è qualcuno che poi viene messo, che ne so, in ufficio, in segreteria. Ma sì, dopo comunque alla fine, ripeto, sempre piuttosto giovani, il futuro è sempre l'ufficio in Forza Armata, insomma, dove adesso più che una volta si rimane a contatto con la vita operativa. Se uno esce da questa esperienza, che è un'esperienza straordinaria, e va su una compagnia aerea, ovviamente ce ne sono tantissimi che l'hanno fatto. No, il brevetto deve essere comunque poi rivisto. Sì, rivisto, diciamo che ci sono degli altri step da raggiungere da un punto di vista proprio formale per avere il brevetto giusto per volare poi con gli aeroplani civili, e non è un discorso da poco, ma da un punto di vista però teorico, perché invece da un punto di vista di conoscenze, di manualità eccetera, sicuramente queste persone non hanno problemi a volare con nulla. Ah beh, sicuramente, come nemmeno Piero Gavazzo, presumo, perché se siamo sull'aereo, su 747, il pilota si sente male, lei è un passeggero, riesce a portarci ad atterrare, vero? Penso che mi divertirei anche, però... Ecco, io lo so, però cioè, non è che rimaniamo lì e dice no, io non ho fatto il brevetto, un tentativo viene fatto. Un tentativo viene fatto, insomma, e sono sicuro che sarebbe un tentativo con successo al di là di tutto. Senta, poi succede che termina la carriera di pilota di questi aerei, vuole volare e inizia a volare con un aereo che è di un'utilità davvero molto importante. E nel presentare andiamo a vedere questo filmato e poi ci racconterà tutto. Vediamo. Benissimo. Questo è lo scooping, la manovra che permette di caricare l'acqua a bordo del Canadair, l'aereo vigile del fuoco. Ma come viene caricata a bordo quest'acqua e soprattutto dove viene messa? Si chiama scooping, cioè flottaggio, è la manovra di raccolta dell'acqua dei Canadair che avviene o a mare o nei laghi. Com'è che funziona? Il pilota, già in volo, abbassa i flap e decelera fino a circa 130 km/h per effettuare l'ammaraggio. In prossimità del pelo dell'acqua vengono aperte delle boccette
bocchette di 15 cm chiamate probes. Tramite il movimento in avanti dell'aereo riempiono 2 serbatoi dalla capacità totale di 6.140 litri. Pensate che per riempire i serbatoi un Canadair impiega in media circa 12 secondi in uno spazio di circa 410 metri. Ora l'aereo è carico di acqua, i piloti si avvicinano alla zona dell'incendio e cosa succede? Prima di sganciare la bomba d'acqua, l'equipaggio fa un giro di ricognizione sull'area per valutare la situazione, cioè capire la direzione del vento e identificare la testa e la coda dell'incendio. A questo punto, una volta che hanno un'idea della situazione, si allineano con la testa dell'incendio. Se si tratta di un piccolo rogo, il Canadair si getta direttamente sulla fiamma, si abbassa fino alla quota di 30 metri dal suolo e appena sopra l'obiettivo, a una velocità intorno ai 170-200 km/h, track, apre i 4 portelloni e scarica le circa 6 tonnellate d'acqua in poco più di mezzo secondo. E se invece incontrano un incendio di quelli selvaggi? A bordo dell'aereo, infatti, c'è un altro serbatoio che contiene un elemento schiumogeno, un tensioattivo come quelli che si trovano nei detersivi di casa, che viene proprio miscelato con l'acqua all'interno dei serbatoi principali. Quando l'acqua sganciata entra in contatto con l'aria si espande e diventa appunto una schiuma che ha la capacità di attraversare il fumo e riuscire a raggiungere la base dell'incendio, creando uno strato ignifugo e ritardante che rallenta la combustione. Ecco, noi abbiamo preso tutto questo per far capire che oggi il comandante Piero Gavazzo pilota il Canadair, quelli che avete visto, aerei che sono di emergenza, che cercano di spegnere fuochi e di creare meno danni possibili in caso succeda un incendio. Detto questo, noi abbiamo preso ovviamente questo filmato da YouTube, l'abbiamo visto perché in modo tale che il telespettatore capisce un attimino, però visto che lei scuoteva un po' la testa in certi ragionamenti che faceva il presentatore di questo filmato, ci vuole ragguagliare dove c'è qualcosa da rivedere? No, intanto è stato fatto molto bene, lo dicevo mentre lo guardavo, l'avevo già visto in passato. Sì, ci sono alcune cose che in realtà sono completamente diverse nel mondo reale, ad esempio lo scoop, come si vede, era fatto da un simulatore, ma non è mai così bella la superficie. Quando sei in mare ci sono sempre onde da affrontare, per cui è estremamente difficile molto spesso capire come fare il prelievo dell'acqua in quelle fasi. Qualche volta invece poi siamo costretti a usare dei laghi estremamente piccoli, e anche lì le cose sono molto diverse da come vengono presentate dal filmato. In ogni caso, proprio questo a grandi linee. Questo a grandi linee. In ogni caso la cosa è molto interessante, perché tu per decine e decine di volte all'interno di uno stesso volo devi fare le cose che sono riconosciute essere le più pericolose di tutte, per cui atterrare e decollare. Peccato che non decolli, atterri da una pista ma da superficie marina o di un lago e vai a sganciare dunque il carico all'interno di un contesto operativo fra i più terribili, perché... Molte domande da fare. La prima è che è riuscito a coniugare l'amore che lei ha per il mare e per il volo. Ha detto: perché con l'aereo non vado anche in acqua, appunto, non quelli che atterrano ovviamente con i scivoli, quelli predisposti, ma proprio toccando con la pancia dell'aereo. Questa. La seconda, quando ha iniziato questa attività, anche qui la prima volta che è andato a prendere l'acqua, ha avuto una scuola? Come nasce questo? Beh sì, certo, anche con questo aeroplano, anzi a maggior ragione. E quanti piloti ci sono nell'aereo? Siamo sempre in due. Siamo sempre in due. E anche in questo caso ho dovuto affrontare un addestramento ulteriore, a maggior ragione perché appunto come lei diceva, insomma, l'avvicinamento con l'acqua e il rapportarsi con l'acqua era un qualcosa che un pilota non fa mai, almeno che non sia successo qualcosa di gravissimo. Per cui la prima volta che ho toccato l'acqua quasi inconsapevolmente con un assetto sbagliato, e questo aeroplano è rimbalzato fuori in maniera meravigliosa. Il mio istruttore era un po', diciamo, rimasto stupito anche lui, e anch'io sono rimasto stupito, perché effettivamente si è comportato in una maniera molto particolare. Io non avevo mai provato un qualcosa che entrava in un fluido e veniva rigettato fuori. Beh, adesso è completamente diverso con l'addestramento eccetera. No, sì, ma quando riesce a capire, ha delle strumentazioni? Non ha alcun tipo di strumentazione, no, è tutto fatto ad occhio, è sempre tutto fatto ad occhio con questa macchina. E come fa a capire se il mare è un po' più mosso del solito?
solito. Cioè, sì, lo si vede perché ovviamente sì, noi stiamo volando in condizioni di volo a vista, per cui il mare viene visto, le onde, le swell, per cui l'onda lunga di base viene vista, se sono 2 o più vengono viste, e per cui è proprio quello che ti porta a dover scegliere la posizione giusta dove fare, perché magari se il mare è troppo brutto puoi andare in un altro posto, magari più ridossato, e se invece è troppo distante il posto ridossato devi cercare di fare acqua comunque a prescindere da quelle che sono le condizioni del mare, a meno che non sia in condizioni terribili, e allora lì devi trovare l'angolazione giusta, la velocità giusta, e spesso o volentieri insomma sono fasi decisamente... Ecco, nel fare questa operazione diceva che porta 6.000 litri d'acqua, sì, poco più di 6.000 litri. Sì. I serbatoi quindi vengono riempiti, c'è ovviamente un segnalatore che le dicono quanto ha preso, e se le capita di prendere in un atterraggio come questo metà serbatoio, deve ritentare oppure va a svuotarlo e riprova? No, se per qualsiasi motivo il prelievo viene interrotto, si va a sganciare, tanto comunque 3.000 litri d'acqua sono già un qualcosa di consistente per quello che è la sua azione. Quindi si va a sganciare. Si va a sganciare, dopo si ritorna per il prelievo successivo. Senta, in un mare, io li ho visti in Sardegna che atterravano, ed atterravano nel periodo estivo, perché in Sardegna ovviamente succede d'estate queste cose qui, e ci sono anche i turisti che fanno il bagno, i sommozzatori, cioè riuscite a capire se c'è qualcuno che non ha la boa cioè, potete anche prenderlo, perché io l'ho visto atterrare proprio in mezzo proprio a una zona frequentatissima, insomma, i turisti. Diciamo che comunque inizialmente si fa sempre un passaggio, se c'è gente in mare si fa un passaggio per far capire che noi andremo poi a operare in quella lingua di mare. Non è che abbiamo una tutela da un punto di vista legislativo così completa in Italia, in Francia è diverso. In Francia se un natante prova a entrare nella zona dove si fa il prelievo penso che vada in galera immediatamente, da noi non è così. Comunque, ma come uno fa a saperlo? Perché proprio l'aeroplano passa, nel momento in cui passa un Canadair quella zona lì deve essere considerata assolutamente inviolabile da altri mezzi, proprio per quella che è la difficoltà. Mi scusi comandante, però io cittadino non lo sapevo, io ho visto questo Canadair arrivare e poi atterrare, e quindi atterrare, come cittadino però penso che lei sappia che il Canadair opera in contesti di emergenza, per cui che atterrava dopo. Comunque a me è successo, soprattutto in certe regioni dove la gente una volta fatto acqua si ripresenta con i motoscafi, passa davanti cercando di creare problemi. La macchina comunque mantiene una grande manovrabilità anche in mare, e nonostante il pieno carico eccetera, per cui si riescono a evitare. In quel caso comunque noi chiamiamo sempre in aiuto la capitaneria di porto, che esce con le motovedette e fa in modo che poi la gente non venga più a disturbarci in quella fase così delicata. Ecco, lei è impegnato, ha spento parecchi, immagino, incendi. Migliaia. Qual è quello che ha fatto più fatica e che è andato anche in difficoltà in questa operazione? Purtroppo di incendi che ho lasciato accesi ce ne sono tantissimi, perché con i cambiamenti climatici, con quelle che sono le situazioni che l'Italia offre, per cui grandi superfici boscose, spesso condizioni di vento importanti eccetera, tu ti trovi ad affrontare degli incendi vastissimi, magari con 1 o 2 macchine, per cui assolutamente insufficienti a gestire la situazione nel suo complesso, per cui lì ti trovi proprio incapace. Cerchi di fare il tuo meglio, cerchi di proteggere in primis noi cerchiamo di proteggere ovviamente delle case. Se ci sono delle abitazioni andiamo a proteggere raffreddando la zona attorno alle case, e poi chiaramente si cerca di spegnere gli alberi, le foreste. Spesso e volentieri i più difficili, io adesso non è che me ne ricordi uno particolarmente difficile, ce ne sono stati tantissimi, dove le condizioni sono estremamente difficili, dovute principalmente al fumo, alla turbolenza, alla presenza di tanti ostacoli, fra cui cavi, teleferiche, e magari anche di tanti altri velivoli coinvolti nello spegnimento di incendio, perché tante volte ci si trova anche magari con 3 o 4 Canadair, altri 3 o 4 elicotteri regionali, altri 2 o 3 elicotteri delle vigili del fuoco, per cui il contesto operativo è estremamente fitto, e per cui in quei contesti tu devi sempre ben capire dove sei tu in relazione agli altri. Senta, diceva prima il filmato che il Canadair ha 2 serbatoi, uno lo riempie d'acqua e l'altro di un tipo di schiuma, e lei non mi sembrava molto d'accordo nel filmato, ho capito male io? Sì, no, allora i serbatoi in realtà sono
4, 2 che contengono lo schiumogeno, piuttosto piccoli, ne contengono più o meno 450 litri e 400 litri, e invece i serbatoi dell'acqua, che vengono quelli sì riempiti sfiorando, atterrando sulle superfici del mare o del lago, quelli sono da 6.000 litri, però vengono comunque riempiti insieme, noi non possiamo selezionare uno o l'altro serbatoio. Invece i serbatoi che contengono questo schiumogeno, questi vengono riforniti però a terra, dal personale a terra una volta che a terra, ecco, sono io a miscelare la quantità di schiumogeno. Si usano in un incendio una volta sola? No, sono io che gestisco la quantità di schiumogeno che va a essere inserita all'interno dei contenitori dell'acqua. In questa maniera si crea questo sapone si va a diluire, che poi appunto una volta fatto lo sgancio, come abbiamo visto nelle immagini, c'è questa schiuma che... Ecco, lo sgancio, sentivo filmato e anche mi raccontava lei, dipende ovviamente anche dal vento, ovviamente voi mirate il punto, sì. E ha mai toppato qualche sganciamento? Sì, assolutamente, cioè, il toppare è un qualcosa che devi mettere in conto e accade sempre. Da terra comunque abbiamo i vigili del fuoco oppure la forestale che ci dà una mano, ci dice se e quanto abbia sbagliato nell'affrontare l'incendio, nel sganciare prima o dopo, destra o sinistra, oppure a monte o a valle, eccetera, ma io mi rendo conto comunque ora, dopo 15 anni che faccio questo lavoro, se lo sgancio ha dato boffino o meno. Cioè, nonostante non abbiamo gli strumenti all'interno, perché io non ho uno strumento di puntamento, lì è scritto il vero Top Gun, adesso noi qui non è che spariamo missili, non sganciamo bombe, la nostra bomba è una bomba d'acqua. Era un po' per far capire un po' che esatto, io come ospite in questa trasmissione non potevo mettere il finto Top Gun, perché lei è vero, no? Lei è vero. Senta, l'Italia ha una conformazione geografica ovviamente anche predisposta per i Canadair, perché in qualsiasi parte dell'Italia che succede un incendio al mare vicino. Il mare, indipendentemente dove voi andate, o i laghi dove andate a raccogliere l'acqua, è uguale, oppure avete delle diversità tra il lago, l'Adriatico, il Tirreno, che ne so? No, noi abbiamo dei discriminanti ovviamente. Il primo di tutti è la distanza, cioè la cosa più vicina è la nostra frontiera idrica preferenziale, per cui se più vicino al mare vado al mare, se più vicino un lago vado al lago. Ovvio che se il mare non è nelle condizioni che mi permette di effettuare un prelievo in sicurezza, io devo optare poi per il lago. Il lago è molto difficile che abbia le condizioni di onde tali che non mi permettono di, almeno i laghi italiani che sono piuttosto piccoli, cioè per cui onde, moto ondoso tale che non mi permetta di effettuare il prelievo. Questo è il discriminante, la distanza e eventualmente le condizioni proibitive del mare. Qual è il parco macchine dei Canadair qui in Italia? Noi purtroppo abbiamo da poche settimane perso un altro velivolo, io ho perso 2 carissimi amici giù in Sicilia, è precipitato il Canadair 28 con Roberto e Matteo all'interno, per cui saluto gli amici. E questo è caduto come mai? Da 19 aeroplani siamo passati a 18 come mai ancora non si sa. Ma durante durante proprio la fase di sgancio l'aeroplano poi ha impattato il suolo e si è praticamente disintegrato. Cioè dopo che ha gettato l'acqua? Sì, nelle fasi immediatamente successive non si sa ancora perché, l'indagine è in corso, ancora. Penso che il flight data recorder e la scatola nera dunque siano sotto sequestro, se sono stati sequestrati. Perché voi quando sganciate andate a 100 metri, a quanti metri andate dal fuoco? No, noi lo sgancio standard sull'incendio è a 100 piedi, per cui 30 metri di quota. Questo è un parametro che noi cerchiamo di mantenere il più possibile fisso, cioè non possiamo andare sotto i 30 metri proprio per tutto quello che è il pericolo insito nell'andare ancora più basso, ma già 30 metri è molto basso, anche perché noi non è, come ripeto, non abbiamo una strumentazione che ci possa dire in quel punto sopra il fuoco tu, mantenendo questa traiettoria, andrai a avere questa quota, per cui è tutto un qualcosa che andiamo a fare ad occhio. Ad occhio. Senta, nel ragionamento sono pochi 18 Canadair, visto che qui in Italia tanti si divertono ad accendere i fuochi, ce ne vorrebbero di più? Per me anche perché poi gli operativi d'estate sono molto meno, in certe condizioni, tenendo soprattutto conto che negli anni i Canadair sono passati da un impiego prettamente estivo, raramente in inverno, qualche mese, adesso siamo impegnati praticamente sempre. L'anno scorso non abbiamo mai finito di volare, cioè abbiamo trascorso una stagione estiva difficilissima, poi siamo transitati
in un autunno altrettanto difficile perché hanno cominciato a prendere fuoco le Alpi, in primavera anche qua a Longarone, non so se si ricorda, è stato un incendio con un fronte di fiamma di 30 km e in 30 km di fronte di fiamma con 2 mezzi fai fatica. Le basi di questi 18 Canadair sono dislocate in tutta Italia oppure ci sono delle basi? Abbiamo un grosso buco purtroppo nel nord-est, non c'è Canadair, qui non c'è Canadair. No, non c'è niente, e qui abbiamo 3 basi perenni, per cui sempre aperte, Genova, Ciampino e Lamezia. D'estate vengono attivate anche le basi di Trapani ed Olbia e anche Napoli da 5 o 6 anni, se non sbaglio. Quindi non so lei deve partire e andare in una di queste... No, io ho una mia schedula mensile, in quella schedula ho i miei giorni di impiego, che d'estate sono circa 22 e d'inverno sono 18-20, e mi devo presentare in quella base se pronto a decollare. Ecco, però ci vuole anche una reperibilità per questo tipo di lavoro, perché le spiego, se succede un incendio nelle Alpi qui vicino al nord-est, sì, lei deve andare a Genova a prendere, ci sarà già chi potrà prenderlo e portarlo? C'è già qualcuno là, appunto. Dico, io ho una schedula mia di impiego, la mia reperibilità è l'impiego, e io quando dunque devo stare a Genova, sono in aeroporto a Genova pronto a decollare in 30 minuti, e in 30 minuti io devo partire col mio aeroplano e andare dove mi viene detto da una scheda, si chiama proprio scheda. In questa scheda ci sono dei dati che mi dicono dov'è l'incendio, quanto è lungo il fronte di fiamma, che quota, quanto personale c'è a terra, con chi devo parlare, eccetera. Ed è sempre una cosa entusiasmante perché ricorda molto il mio lavoro che facevo. Quindi una volta. Adesso non lo chiamano in questo momento? No, adesso io sono off, per cui... No, è qui, è fermo. Sì, sono qua tranquillo. Possiamo andare in pubblicità. Tranquillo, insomma, andiamo in pubblicità, rimanete con noi tra poco.